Beh, sto già registrando, non me ne ero accorto. Allora, scendiamo giù ad esplorare questa casa. Vediamo un po' se c'è un punto d'accesso. Facciamo qui. E qua siamo nella casa sospesa nel vuoto. Là che roba. Faccio vedere qua il panorama che è stupendo. Vi faccio la finestra di questa bellissima casa. Che roba, eh? Vediamo dentro. Qua è proprio crollato il tetto. Ci sono anche delle incisioni, vedo. Non so esattamente, devono essere i nomi di qualcuno. Non so se si vede. Ma poco me ne frega, vediamo l'altra stanza. Che più che stanza è quello che rimane di una torre. Ok. E mi sa che risaliamo da qui stesso. Non c'è altro, qui è tutto diroccato. Opla. Ok, ci facciamo un giro anche qui. Oggi filmiamo tutto in alta risoluzione. Qui c'è una specie di cerchio di pietra, non so bene che cosa cacchio sia, però vi dico un po' la storia di questo posto. Qua sopra, durante la seconda guerra mondiale, venivano portate delle potenti sirene e venivano piazzate qua per avvisare la popolazione dei bombardamenti. Ho parlato con molte persone del posto e mi hanno detto che si sentiva chiaramente il suono della sirena poco prima che iniziassero a lanciare le bombe. Quindi è un posto che ha veramente tanta storia. È anche uno dei punti più alti qui intorno, vedete, si vede tutto dall'alto. Poi eventualmente provvederò a rendere le immagini un po' più fluide. Sul tetto purtroppo non possiamo salire. Il mio socio sta facendo delle fotografie con una reflex. Saliamo anche qua. Ecco, perché non ci facciamo mancare niente e siamo ancora più in alto. E da qui è tutto.